Matteo Rizzante, proprietario dell'Hotel Progresso, l'Hotel Lucciola, che di fatto da oggi diventano Covid Hotel. Ecco, ci sono delle procedure particolari ora da seguire per poter ospitare queste persone che, ricordiamolo, sono asintomatiche o banalmente leggermente sintomatiche? In realtà in questo momento le procedure sono le procedure standard di una situazione di pulizia importante. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui la camera viene lasciata dal primo ospite, per far entrare un nuovo ospite la camera deve essere completamente sanificata. Per fare questo ci sono delle agenzie specializzate e abbiamo incaricato un'agenzia del territorio che ha già esperienza ed è pronta a operare in questo senso. Lei aveva dato disponibilità nei giorni scorsi per ospitare personale sanitario del Covid Hospital di Jesolo, invece adesso deve ospitare anche i malati positivi. Ecco, lei quando l'ha saputo? Allora, la disponibilità, sono due partite che viaggiano parallele. La disponibilità ad ospitare positivi è stata data già questa fine stagione, verso ottobre, ed eravamo in attesa di una risposta. Nel momento in cui anche l'ospedale ha richiesto a noi, come noi siamo anche, abbiamo una piccola onlus che si è occupata di ospitare operatori sanitari nel periodo di aprile-maggio, abbiamo offerto nuovamente questa possibilità e quindi abbiamo dato un'apertura all'ASL che necessitava di un aiuto ad ospitare degli operatori sanitari presso le nostre strutture. Successivamente è arrivato l'ok da parte della Regione, quindi trasformando di fatto il Progresso e il Lucciola in Covid Hospital. Ecco, a questo punto io comunque garantisco attraverso altre strutture e attraverso la CEI l'ospitalità a infermieri e dottori, da una parte con la Onlus, dall'altra dovrò capire, siamo in attesa della parte quindi burocratica con la Regione, che mi dicono essere poi attraverso la protezione civile, braccio operativo sul posto, capire come devo comportarmi con ospiti che comunque ho già in struttura e devo sapere se devo allontanarli, spostarli o comunque cosa devo fare. Questa cosa le crea qualche problema? I problemi sono tutti da superare, voglio dire. In questo momento al Residence ho degli ospiti, al Lucciola ho degli ospiti, devo sapere come devo comportarmi, quindi se la struttura deve essere libera mi comporterò di conseguenza, ma voglio dire, sono tutte cose che sono risolvibilissime, ma devo avere delle procedure, devo ricevere delle procedure chiare sulle quali poi basare tutta l'operatività. Deve esserci anche una sorta di contratto tra lei ed eventualmente l'ULSS, l'azienda sanitaria o la regione? Presumo assolutamente di sì. In questo momento c'è stata solo la disponibilità ad offrire questa chance di ospitare asintomatici. Credo sia una formalità dovuta quella di formalizzare quella che la nostra disponibilità si è tramutata in scelta adesso da parte della regione. Quando è uscito, che è stato ufficializzato dal governatore, lei lo sapeva già che era diventato un Covid Hotel o lo ha preso di fatto dai media? In realtà l'abbiamo preso dai media, voglio dire, aspetto la mail con ansia di conferma e da quel punto sarò ufficialmente a disposizione. In ogni caso comunque adesso lei procederà dando la completa disponibilità di questi due hotel? Sì, le strutture sono state pulite e sanificate a prescindere, perché comunque chi entra o chi soggiorna presso una delle nostre strutture ha diritto di essere e di soggiornare in una struttura sanificata, questo è logico, sono a disposizione in questo momento per essere occupati da chi la Regione mi dirà dovrà essere occupato, da chi dovrà essere occupato la struttura. Quindi diceva che parallelamente comunque attraverso la sua Onlus metterà a disposizione le altre sue strutture per il personale sanitario nel caso ce ne fosse la necessità. Sì, la Onlus riattiverà a brevissimo, forse già da oggi o massimo domani, una piccola raccolta fondi attraverso la piattaforma GoFundMe o anche attraverso donazioni spontanee e direttamente sul conto corrente. Il fondo non è illimitato, è una piccola onlus, abbiamo ancora delle riserve e queste sono destinate, ho già dato conferma al direttore Bramezza, che sono destinate ai loro operatori.